Associazione Cometa per la giornata del rifugiato, dopo Santa Elisabetta, questa sera un appuntamento qui a Piccolo San Giuseppe a Racalmuto. Sì. Tante le iniziative che state effettuando. Sì, sicuramente l'associazione dà il suo contributo per quanto riguarda le attività che animano il paese di Racalmuto, così come altri paesi. Oggi siamo qui presenti in un'azione di rivitalizzazione del centro urbano, dei vicoli, di questa magnifica città della ragione che sempre ci ha accompagnato nelle nostre attività. Siamo con i nostri ospiti che anche loro hanno dato il contributo e speriamo che questo aiuti un attimino a mitigare quelli che sono i tristi pensieri che in questo periodo ci accompagnano sicuramente. Il vostro lavoro importante sul territorio, come lo svolgete solitamente? Ma l'attività oramai è consolidata, il territorio agrigentino è un territorio che geograficamente è sempre stato al centro di flussi di persone e di cose e in questo momento l'attenzione è sempre alta e sempre massima. È chiaro che ci fa paura tutto quello che succede, tutto quello che sono adesso per esempio i migranti anche climatici, persone che davvero scappano da situazioni terribili alle quali anche noi siamo come dire, costretti ad assistere e facciamo questo nella convinzione di fare un'opera sicuramente meritoria e completa. È un lavoro difficile, particolare, perché bisogna inserire queste persone che vengono da fuori nel tessuto sociale agrigentino. È chiaro che questo è l'obiettivo poi finale, l'integrazione passa attraverso un periodo di accoglienza per emancipare poi le persone che saranno gli abitanti del nostro pianeta. Devo dire anzi che molti dei borghi dell'Agrigentino hanno trovato in ospiti del sistema SAI poi degli abitanti, dei residenti, dei lavoratori che danno il loro contributo e che lavorano in maniera onesta, civile, integrati in maniera perfetta con la popolazione che li ha accolti senza barriere, davvero aprendo le braccia e il cuore. Ecco, c'è una particolare richiesta, in particolare nel mondo del lavoro. Ma questo non lo diciamo, cioè lo dicono i numeri, lo dice l'Istat, lo dice la demografia, lo dice l'economia e di l'altro ieri il decreto flussi nuovo che apre a 500.000 altre persone. Ecco, magari sfruttare anche in maniera adeguata quelle che sono le azioni positive che comunque il governo italiano fa e ha fatto negli anni per l'accoglienza, per rendere queste persone che vengono, scappano, ma poi alla fine sono sane, sono delle persone che possono tranquillamente dare il loro contributo e ringraziare il paese che li ospita, attraverso il lavoro, attraverso l'essere organizzato in un percorso sociale. La vostra è un'associazione che ha anche personale qualificato per svolgerlo, no? È normale che ciascuno deve fare il proprio lavoro, lo deve fare in maniera professionale e solamente così ci può essere il raggiungimento degli obiettivi finali che ci si prefigge. È necessaria una struttura, è necessario un comportamento e allora la performance sicuramente viene poi fuori. Annalisa Tornambè dell'associazione Cometa, oggi seconda edizione qui a Racalmuto dedicata all'accoglienza, alla giornata dell'immigrato nel piccolo San Giuseppe che i collaboratori hanno ben gestito. Abbiamo avuto il piacere anche quest'anno per la seconda edizione dell'evento, grazie all'invito della Proloco e del Comune di Racalmuto, di abbellire un vicolo che abbiamo abbellito con i ragazzi, con dei manufatti artigianali fatti con materiale di riciclo e per noi è stata davvero una bellissima iniziativa, è un'occasione di integrazione vera nel paese dove vivono i ragazzi per il periodo di accoglienza. Come si svolgerà la serata? La serata si svolgerà all'interno dei vicoli del paese, del centro storico di Racalmuto. Vi sono delle manifestazioni di musica, festa, degustazioni. I nostri ragazzi gestiranno l'angolo riservato a loro e trascorreremo una serata in festa all'insegna dell'integrazione. Il vostro lavoro è impegnativo sul territorio? Il nostro lavoro è impegnativo, sì, ma anche un lavoro ricco di soddisfazioni perché permette ai ragazzi, giovanissimi ragazzi, di insediarsi in un territorio accogliente e sempre disponibile.
Tra le tante iniziative è previsto anche un momento di approfondimento e di seminario di studio che farete successivamente. Lunedì e martedì dedicheremo queste 2 giornate alla formazione affinché il team di lavoro sia sempre impegnato e attivo sulle problematiche nascenti nel campo dell'immigrazione. Abbiamo adottato questa strada e abbiamo realizzato i vasi e i piatti per renderla più bella. Quanto tempo avete impiegato? Un giorno, Come ti trovi qua a Racalmuto? molto bella. Tu? Come Raccontaci piano piano la tua esperienza qui a Racalmuto. Io fare saldatore. Saldatore? Sì, lavoro di saldatore. Sei richiesto allora? Sì. Oggettivamente Racalmuto è un paese dell'accoglienza e della solidarietà. Per quello che riguarda l'amministrazione comunale, già in passato le precedenti amministrazioni hanno fatto delle convenzioni e quindi c'è questa comunità che per la verità è ben inserita nella nostra comunità, abbiamo un buon rapporto e noi vogliamo sostenerla. Quello che però dobbiamo dire con molta chiarezza è che ci auguriamo che anche altre comunità, seguendo l'esempio di Cometa, che è una struttura che oggettivamente tiene anche alla serenità e all'accoglienza di tutti i ragazzi, dicevo, speriamo che anche le altre comunità possano seguirne l'esempio, perché noi siamo il paese dell'accoglienza ma abbiamo bisogno però di serenità, e in questi ultimi giorni e settimane per la verità ci sono stati episodi poco gradevoli. E quindi sotto questo punto di vista noi speriamo e ci auguriamo che ci possa essere un maggior controllo interno ed anche esterno, perché Racalmuto e i racalmutesi, lo dicevo, sono disposti ad accogliere e sono disposti a dare integrazione, però nel rispetto delle norme, delle leggi, dell'ordine pubblico e della serenità di tutti noi. Comunque sono dei ragazzi ben inseriti nel tessuto sociale di Racalmuto, alcuni di loro addirittura lavorano e prestano la loro opera. Assolutamente sì, infatti dicevo questo, i ragazzi della cooperativa Cometa oggettivamente sono esempio di integrazione e di serenità, però speriamo che questo si possa però propagare anche per le altre comunità, perché qualche piccola preoccupazione ultimamente ce l'hanno data.